Un latitante, Nicola Abruzzese, 32 anni, ritenuto elemento di spicco del clan degli Zingari, è stato arrestato stamani all'Auropoli di Cassano allo Ionio. Abruzzese, alias Semiasse, è stato rintracciato nell'abitazione dei genitori nel rione Timpone Rosso, da sempre base strategica della cosca. I carabinieri di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Rovigo e Reggio Calabria hanno eseguito una trentina di arresti e 59 perquisizioni nei confronti di una gang calabrese collegata alle consorterie 'ndranghetiste Nirta Strangio e finalizzata al traffico di stupefacenti. Oltre 35 kg di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla Finanza. La droga è stata individuata in un container imbarcato nel porto peruviano di Callao. La merce era occultata in un borsone tra alcuni prodotti destinati ad un'azienda di Barcellona e avrebbe fruttato circa 7,5 milioni di euro. La DIA di Genova ha eseguito il sequestro anticipato di tutti i beni riconducibili ai fratelli Michele, Maurizio e Roberto Pellegrino, pregiudicati collegati all''ndrangheta ed imprenditori che operano a Bordighera nel settore scavi e movimento terra, per un valore di oltre 9 milioni di euro.